bene, questo treno 150 anni. Amici di Bella Sicilia, quindi lo auguri, bisogna tenerlo, bisogna... Oggi ci troviamo a Brolo aspettando il gran galà del gelato. Il maestro Arena ci preparerà un gelato particolare, artigianale, qui dal vivo. Tipo una cera, così il legno si impregna e non satura il ghiaccio, l'acqua viene salita. Bene, allora, parliamo di questo show cooking. Volevo fare notare una cosa molto importante, il gelato artigianale. Il gelato artigianale specialmente si identifica con una cosa importante. Quando voi andate e vi affacciate in vetrina, il colore del gelato deve avere le stesse dimensioni di quello che andate a chiedere il gusto. Cioè, cosa vuol significare? Se chiedete nocciola, il gelato di nocciola deve avere un colore nocciolato. Questo è il colore della nocciola pura, con dentro dei puntini che li ho voluti io, che è la buccia esterna della nocciolina. Inserisce anche quello all'interno? Sì, la buccia esterna, assolutamente sì, perché anche quello... Il maestro Arena preparerà un gelato artigianale con le nocciole e lo farà utilizzando questo attrezzo che ha ben 150 anni. La vecchia ricetta di mio nonno mi dice che la granita al limone si deve fare con i limoni tagliati e premuti a fondo macinella. Ah, addirittura, rigorosamente. Già di ghiaccio. Perché dico questo? Perché molte volte tra poco si procederà. Intanto fateci sapere da dove ci state guardando e poi sabato sera l'appuntamento con il gran galà del gelato sul corso principale di Brolo. Saranno coinvolte tutte le attività locali che abbiamo già visto preparare il gelato nei giorni scorsi sulla pagina Bella Sicilia e su Onda TV. Specialmente il pistacchio e servendoli, e voi sui Nebrodi potete vantare una piccola appezzamento di pistacchio proprio all'Ibrizio. L'hanno piantato qua sui Nebrodi. E domani sera ci sarà anche il concerto di Mario Incudi e tutto è pronto. Quindi te lo fornisce. Questa città che fa parte del circuito Bella Sicilia, il circuito turistico. Quindi un evento da non perdere. Siamo vicini, non siamo così lontani. Allora, lo inseriamo all'interno di questo tinello di legno, sotto c'è il ghiaccio? Sì. No. Questo tinello di legno veniva utilizzato comunque venga utilizzato con una sorta di salamoia antica. La salamoia una volta la preparava mio nonno con 1 chilo di ghiaccio e 200 grammi di sale grosso. Il sale ha doppia funzione, ha una funzione di scongelamento quando andiamo sulle autostrade nel nord Italia, nel nord Europa, perché lo buttano per la strada e vedono praticamente, ecco che nel nostro caso abbassa la temperatura tranquillamente e fa congelamento e ti dà un mantenimento del prodotto anche per 1 ora e mezza, 2 ore. Bene, allora appoggiamo il microfono, tu adesso magari continua a parlare, a dirci, ti porgo il mio, allora dici quello che facciamo adesso. Allora, in questo momento stiamo sporzionando in coppa il gelato di nocciola. Ovviamente è molto importante vedere la struttura e la cremosità. La struttura e la cremosità è data dall'olio della nocciola, perché realmente la nocciola ha anche i suoi oli. Se tu sai sfruttare bene la nocciola con tutte le sue caratteristiche organolettiche, ti dà anche struttura al gelato, senza andare ad aggiungere panna, uova e niente. Devi sfruttare tutto completamente, cioè tutto il frutto, cioè avere un'ottima conoscenza del frutto in questione e andarlo a utilizzare nel miglior modo possibile. La temperatura giustamente qual è? Ecco, vedo che questa pasta è proprio perfetta, né troppo molle né troppo dura. Non è facile, voi lo sapete, siamo all'interno della villa comunale di Brolo, stiamo assistendo allo sciopero. La temperatura ideale per il gelato in vetrina è dai meno 12 ai meno 14 gradi. Capisci che questo gelato io l'ho fatto con una Messina perché ho cercato in tutte le maniere, in tutti i modi possibili per poterlo portare in una maniera che sia arrivato in questo momento più soffice possibile. Questa è la difficoltà più grande, far assaggiare la cremosità in questo momento, perché poteva essere o troppo liquido o troppo morbido. Perfetto, allora intanto andiamo a mettere all'interno di una coppa. Con questo caldo viene voglia di prendere un cucchiaio e cominciare ad assaggiare, ovviamente. Tanto ci sono i colleghi di Onda TV Bella Sicilia che ci stanno riprendendo. Siamo in diretta anche su Bella Sicilia. Buonasera, in diretta. Stavo dicendo che ci stavate riprendendo e magari non possono assaggiare il gelato ottimo di Giuseppe Arena. A Messina ti trovano sempre, giusto? Ci sei sempre?
Al locale sì, siamo sempre aperti, ci prendiamo solo una piccola pausa a periodo di novembre e a gennaio perché ho le fiere nazionali e internazionali, però normalmente tutto l'anno ci è aperto e propongo comunque il gelato ogni anno, perché è giusto che la nostra Sicilia deve proporre sempre e comunque un prodotto del territorio e del gelato e la granita, questo sempre. Grazie Giuseppe. Allora, hai messo delle nocciole? Ecco, siamo in diretta, Daniele sta facendo vedere il tutto. Aggiungiamo che cosa ancora? Cosa serve? Ecco, altra. È tostata? Sì. Ecco, nocciole tostate all'interno anche di quella, diciamo, semplice. Il gusto è diverso, giusto? Assolutamente. Ho voluto portare tutti e due tipi di nocciola perché comunque sono comunque nocciole queste qua di Librizzi, dei peloridani e dei Nepali, scusate, e ho voluto far vedere la differenza fra quella tostata e quella non tostata. Normalmente per fare un buon gelato bisogna avere una tostatura media, non troppo forte né troppo blanda, perché se è troppo tenue il gelato sì viene buono, però non ha un gusto caratterizzante come il nostro, un po', parliamo, non ve lo potrebbero, un po' del nord Italia, questi gusti un po' sciati. Noi siamo abituati con oggi fa veramente caldo in Sicilia, più di 34. Siamo quasi in chiusura, cosa volevo chiederti? La coreografia, abbellire il piatto, abbellire in questo caso la coppa, serve sempre, magari rispetto al passato che non si faceva, giusto? Sì, specialmente nell'era del gourmet è giusto abbellire il piatto, abbellire, diciamo, la parte, diciamo, della specialità che si va a creare. In questo caso per tempistica, per modalità anche di 40 gradi all'ombra abbiamo voluto fare una cosa semplice, però normalmente è anche giusto curare il piatto. L'occhio vuole la sua parte, sempre di essere buono deve essere bello, questa è una cosa molto importante. L'applauso lo possiamo fare tranquillamente. Allora ti chiedo di fare una cosa, se riusciamo a alzare il tutto, magari qualche foto, o facciamo vedere un po' quello che ha realizzato Giuseppe Arena per questo show cooking, che è un anteprima del gelato Marisera a Brolo sul corso principale. Tu ci sarà anche, oltre a assaggiare 36 gusti di gelato, la possibilità di avere Maria Incudine in concerto. Una serata sicuramente da non perdere a Brolo. Penso che abbiamo finito. Grazie. Grazie allora amici per averci seguito. Vi aspettiamo a Brolo, adesso arriva la parte più bella, quella dell'assaggio per noi. Vice Sindaco, rinnoviamo l'appuntamento per sabato sera. Sì, l'appuntamento è per domani sera a partire dalle ore 20 sul corso principale. Avremo la possibilità di gustare l'ottimo gelato brolese, avremo anche la possibilità di ascoltare dell'ottima musica perché ci sarà il concerto di Mario Incudine a partire dalle ore 22. Vi aspettiamo a Brolo. Signore, adesso gustiamo il gelato. Certamente, è l'anteprima di quello che è il massimo di domani sera. Domani sera avremo tutti i nostri gelatieri schierati sul corso a offrire il meglio della loro produzione artigianale con prodotti genuini, questo è importante. Tutti domani sera dalle 20 in poi sul corso perché avremo belle sorprese. Grazie signora, allora, e qui inizia l'assaggio. Ecco, vediamo questo assaggio. Ormai è il minima la cosa. Allora amici, noi adesso andiamo a gustare il gelato. Qui fa veramente caldo oggi e quindi ci vuole proprio. Valentina, tra poco gustiamo anche noi il gelato? Penso che sì, ci tocchi almeno una bella coppetta. Io sono a dieta, ma stasera ne prendo 2 coppette, il raddoppio, perché il gelato di Giuseppe Arena è particolare. Eccolo qui il gelato. Non resta che gustarlo e poi vi aspettiamo a Brolo. Maestro, allora lanciamo l'invito. Questo è un gelato con le nocciole locali. Sì, nocciole del territorio, vi aspettiamo qua a Brolo per queste serate e con la proposta dei vari colleghi con il gelato artigianale di ottima qualità. Grazie. Non resta altro che gustarlo, quindi anche noi. Ciao ciao a tutti.